cioè si volevano produrre poi anche aeromobili per le forze armate e tutto quanto. Quindi necessariamente il destino di queste persone si lega a quello del paese di riferimento, l'Italia in questo caso, ma per estensione anche si parla di rapporti europei, rapporti transatlantici, eccetera. C'è un episodio in particolare, voi leggete questo libro e ogni pagina, ogni riferimento, ogni intanto non è un libro di costume, quindi non è che trovate, che ne so, non si parla delle scorribande dell'avvocato, le corse in macchina, se non come nota, diciamo, di colore, ma non è argomento principale, è un libro di storia fondamentalmente e per questo anche donde il suo valore, diciamo. C'è un episodio, particolare, poco noto, se ne parla chiaramente nel libro. Premessa: nel mondo Fiat in generale deve comandare uno solo, chiaramente, questa è sempre stata la regola, da Giovanni Agnelli, fondatore dell'azienda in giù. Questo perché, vista la complessità anche familiare, se ci son più persone chiaramente che hanno, così, che coltivano sogni di gloria all'interno dell'azienda, per una sorta di trappola di Tucidide, no, come diceva Graham Allison, si arriva allo scontro. Quindi paradossalmente c'è anche una, come dire, bisogna incentivare la cultura del non far niente, del viver di rendita, in modo tale che tanta gente se ne stia tra Ibiza, no, New York, Hong Kong, eccetera, però non si immischi più di tanto. È una provocazione chiaramente, però insomma ecco, chi si vuole dar da fare nella vita è meglio che, come dire, non entri in rotta di collisione con la leadership del momento. Allora, per tanti anni ovviamente è stato l'avvocato al timone, dell'azienda, del gruppo. Aveva 2 figli, Edoardo e Margherita. Edoardo morì in età non tarda, diciamo, l'episodio è tragico, si suicidò, persona, anima fragile, no, come direbbe Vasco Rossi, non in grado di sostenere quel peso, no, di tutti questi temi, queste questioni familiari, aziendali, politiche, strategiche, geopolitiche e via dicendo. Serve il fisico di Atlante, no, per reggere tutte queste cose qua. Lui morì e negli anni prima della morte, in un afflato diciamo, così spirituale o spiritualistico, tra le altre cose abbracciò l'Islam sciita, che è la declinazione persiana, iraniana dell'Islam, no, l'Islam sunnita è quello degli arabi, semplificando. Quando morì, a Teheran non credettero all'ipotesi di suicidio. Dicevano: "No, è stato un complotto, per evitare che la Fiat e il patrimonio dell'azienda andasse almeno in parte in mano iraniana." È vero? È vera questa teoria? No, lui si suicidò, ma non conta tanto questo, cioè non è tanto un problema di, confronto tra narrazione e verità, quando si parla di queste questioni qua. Conta la narrazione più della che anzi si fa realtà, conta il messaggio e tuttora loro credono che sia così. E l'Iran, di cui si parla molto insomma anche in questo periodo, basta leggere i giornali, ecco. Uhm, Parallelamente Margherita sposò, anche se divorziò insomma abbastanza presto, il noto scrittore e saggista Alain Elkann. Poi c'è questo paradosso linguistico per cui, siccome lui è francese di origine si dice Alain Elkann, il figlio John è John Elkann invece, insomma questo nome un po' bistrattato, così sul piano linguistico. Ma al di là di queste questioni, Alain Elkann, discendente diciamo di una famiglia di origine ebraica, ha molto a cuore la causa di Israele. Tanto è vero che qualche anno fa, dalle colonne di un giornale, non mi ricordo quale, auspicò insomma che tutti gli ebrei della diaspora, facessero Aliyah, come si suol dire, cioè andassero in Israele. Uhm, e quindi è interessante che i 2 fratelli discendenti di Gianni, anche se c'è una sfasatura temporale, stavano dall'altra parte della barricata geopolitica, no, di nuovo temi molto attuali. Il tutto con un padre che era l'alfiere dei rapporti transatlantici, fondamentalmente amico personale, il libro ne dà diversi, cita diversi episodi, amico personale di Kissinger, di Rockefeller, di John Kennedy, Jacqueline Kennedy, Kathy Graham, li abbiamo nominati anche prima.
E quindi questo è il tipo di e poi c'è il secondo tempo di questa vicenda, nel senso che appunto divorzia Margherita. Tra l'altro ovviamente c'è una querelle, in corso giudiziaria sulla quale ovviamente non ho contezza, quindi insomma non mi pronuncio. Però è interessante il background storico. Lei poi si risposa con un principe di origine russa, apparteneva a una famiglia nobiliare, che scappò, no, quando ci fu la rivoluzione d'ottobre, molto legato a un'idea di Russia che deve riacquistare il suo status nel mondo. E si parla molto, per testimonianza anche diretta nel libro, di questi figli di primo letto, no, di Margherita, che non avendo la madre ebrea, l'ebraicità non gli è stata trasmessa, però chiaramente hanno come dire, quantomeno sul piano culturale, insomma, sono cattolici, però sul piano culturale l'elemento ebraico c'è, ehm, che venivano costretti a, come dire, partecipare a questi campi estivi ortodossi in Francia, dove si parlava di una Russia che doveva riconquistare il proprio status nel mondo. Quindi Israele, Russia, Iran, Stati Uniti, no, tutto in un'unica famiglia di fatto, e proprio nella discendenza quella che contava, perché lì andava trasmesso proprio il testimone da Gianni a Gio. Questo per dire che son questioni che a queste famiglie qui, che vivono di cioè quotidianamente si svegliano alla mattina, devono parlare di queste cose qua e affrontare questi temi qua, son questioni che gli si impongono. E questo come diciamo, come dimostrazione così dell'intreccio che c'è tra la vicenda personale singola di una famiglia che è quasi reale, direi semireale, no, famiglia borghese, nasce come tale, ma subito, sia a livello di soci, no, del nucleo iniziale dell'azienda, sia a livello di matrimonio, dei vari discendenti, come dire, si accoppia con la nobiltà, un po' comincia con quella piemontese, nobiltà d'arme tra l'altro, donde anche lo spirito guerriero, bisogna fare in quella famiglia il servizio militare, se non l'hai fatto, questo anche Edoardo, no, stonava da questo punto di vista, lui, si occupava di spiritualità, yoga, queste cose qui. Ecco, quindi una famiglia, che diventa semireale e che ha gli stessi temi di fatto di una famiglia reale. Se andiamo a Londra, famiglia reale britannica, il tema del rapporto con la Germania, ad esempio, loro tra l'altro tedeschi, gli attuali, c'è, non so, forse avete notato che qualche tempo fa Re Carlo è andato, in Germania ed ha parlato in perfetto tedesco, al Parlamento tedesco, come segnale anche, no, di rinnovata amicizia con quel popolo lì. Ecco, quindi temi molto simili. Del libro si parla di queste cose qua, dalla prima pagina alla pagina dei ringraziamenti probabilmente, dove ci sono anche sì, dicevo, note così le opere d'arte, la vita, le corse in macchina e tutto quanto, ma sono un po', come dire, la nota di colore di questo aspetto. Insomma, questa introduzione ci tenevo a farla, e poi però volevo chiedere a Jennifer, che insomma è l'autrice del libro, parli della nascita di fatto di questa famiglia, no, e dell'origine della storia di questa famiglia qua. Invece qual è l'origine del libro sull'origine di questa famiglia qua? Mi sentite? Sì. Dunque, sono giornalista e corrispondente in Italia da tanti anni. Ho cominciato ovviamente a seguire la Fiat come azienda molto prima di conoscere, diciamo, tra virgolette, la famiglia Agnelli. Quindi il mio interesse per la Fiat nasce nel 2002, quando vedo che sta andando a rotoli, sta andando giù in borsa, non riesce a sostenere il peso del suo debito, c'è il rischio di un fallimento, di una bancarotta, come un po' l'epoca più tardi della Parmalat. Prima c'è stato Ferruzzi, quindi ho visto alcuni di queste grandi realtà industriali proprio sfaccellarsi. Poi morì l'avvocato, c'è il funerale, l'abbiamo seguito dalla redazione, eccetera.
questo fiume di gente che entra nella fabbrica del libretto e va a salutare Ellie come appunto il suo re, mi ha colpito. Poi arriva Marchione, arriva questa persona sconosciuta in Italia, noto in Svizzera ma non conosciuto in Italia. Pensavo, ma questo non ce la farà mai a risanare questa azienda. Sbagliata, invece sì, ed è lì che è nato l'interesse. Ho pensato, ma questa famiglia, caspita, hanno fatto una cosa, cioè questa azienda era moribonda, andava a finire o con la General Motors o con le banche, o. Invece no, è andato in un altro modo. E ho pensato, voglio raccontare questa storia, specialmente quando la notizia è uscita che la Chrysler, questo siamo nella crisi, dopo siamo già più avanti nella storia, la Chrysler invece è andata in bancarotta ed è stato salvato da un'azienda sconosciuta al pubblico americano che ha finanziato il risanamento, tra l'altro, la Fiat. E quindi ho pensato, beh, questo è il momento, devo raccontare questa storia, proviamo. E sono andata da Marchione a Venezia, c'era un incontro e lui c'era e il portavoce mi ha fatto parlare. Lui usciva dalla cena per fumare, lui era un fumatore, infatti diciamo è stata la causa della sua morte, si crede. E ho detto, Guardi, voglio raccontare la sua storia." E mi guarda e mi fa, va bene, se tu trovi l'editore io ti do l'intervista. E ho pensato, ah, fantastico. Quindi ho trovato la casa editrice e lui è stato di parola e lì ho scritto il primo libro, Stop. È uscito nel 2011. La Chrysler era risanata, ma non si capiva ancora il destino di queste due aziende. Cioè, quindi un miracolo, salvataggio della Fiat, altro miracolo, salvataggio della Chrysler, terzo miracolo, metterli insieme. E il libro è uscito e poi dopodiché cerco di essere breve, ma ho pensato, ma allora il racconto è questa famiglia che è dietro, cioè il capo di Marchione chi è? È John Elkann. Ah, ok, e questa famiglia è andata, poi non era tanto la causa della madre che ho pensato, ma qui c'è qualcosa da raccontare sulla longevità di questa dinastia, il perché di un successo che dura nel tempo. Non hanno gettato la spugna e appunto si chiama l'ultima dinastia, non perché non ci sono più dinastie, c'è il Ferrero, sono quelli del De Vecchio, quelli del Esselunga, Caprotti, cioè, però queste appartengono quest'ultime all'ultima ondata, cioè non alla prima industrializzazione del paese, quindi si può dire ultima dinastia in quel senso lì. E ho voluto raccontare come mai, quale punto di forza di questa famiglia, come mai, e poi guardando il prezzo che ha pagato la famiglia di mantenersi sempre sulla scena, sono sempre, cioè la Stellantis, l'azienda diciamo a controllo italo-francese, è uno dei maggior case automobilistiche del mondo, quindi è una dinastia che si è proiettato non solo negli Stati Uniti con la Chrysler, ma adesso con la Peugeot, con Stellantis. Il prezzo pagato dalla famiglia, ovviamente c'è un prezzo perché non si parlano tra di loro, e al paese, che di questo ne parliamo più in là. E, e quindi volevo fare poi due parole su che cosa c'è nel libro. È un racconto che e parla è un racconto, volevo fare un racconto non fiction narrative, cioè una narrazione, una storia, cioè non cominciare dal 1901 e poi andare avanti, cioè trovare la chiave per raccontare la storia della famiglia Agnelli, la famiglia di Gianni Agnelli, Marella e due figli. E quindi si comincia con Edoardo, poi c'è una prima parte che parla appunto chiaramente della fondazione,
della Fiat, perché se vuoi parlare della famiglia Agnelli devi raccontare che questa azienda Fiat è diventato quasi non un fardello, ma non è un'azienda normale in quanto ci sono pochi paesi in Europa, certamente, dove c'è un produttore dell'auto e un'azienda che ha un peso così dirompente nell'economia nazionale. E quindi ho dovuto raccontare la nascita come mai questa azienda è diventato così abnormemente grande, per raccontare poi le vicende dentro la famiglia Gianni Marella, i figli, che cos'è andato storto, e poi un po' la coda, cioè il successo di Stellantis e lo sfascellamento, sfacelo, lo sfacelo della famiglia, di rapporti tra madre e figli. Vado avanti e dico un po' della mia la ricerca, eccetera. Vado, continuo. Ok, quindi il problema, perché non c'è una biografia, perché non l'ha scritto qualcun altro? Cioè, perché non c'è una biografia di Gianni Agnelli? Perché ci sono, scusi, c'è una zanzara. Sono tanti libri, è ovvio, sulla famiglia, ma ultimamente nessuno ha tentato. Ma perché lui era un uomo di azione, non amava leggere, non amava scrivere. Le carte della fondatori della Fiat sono andate bruciate durante la guerra, quindi non c'è materia prima, cioè se uno fa una biografia, questo è una narrazione, non una biografia, ma il punto è la stessa cosa. Si parte dalle lettere, dai diari, non so, da un'auto, non lo so, dai documenti storici che in questo caso non ci sono. Non ci sono. E mi dite, ma allora che cosa racconta nel libro? Quindi ho avuto per fortuna la collaborazione della famiglia, quindi interviste a John, intervista a Lapo Ginevra, intervista a cugini, zie, le due sorelle di Gianni, Maria Sole Agnelli che vive un luogo fuori Roma, e la contessa Cristiana Brandolini Dada che come sapete vive a Venezia. E quindi un po' più che altro cercavo conferme di cose. È vero che come si scrive? No, è vero che quello sì, cioè un po' di comporre un puzzle. E poi ho avuto 3 ricercatori, Washington, Roma e Torino, e poi io ho fatto ricerca d'archivio, quindi le fonti ho fatto 20 pagine di note su tutte le fonti di archivio, e lì ho trovato molto materiale che mi ha aiutato a ricostruire molti passaggi della storia. Ho voluto scrivere, raccontare la storia di un'epoca italiana dell'industrializzazione attraverso le vicende di questa famiglia, perché l'Italia, e poi chiudo, l'Italia, quando è stato fondato la Fiat, in altri paesi europei vicini, la Germania, dove nasce l'auto, nasce negli Stati Uniti e in Germania, ma anche qui a Padova, ma lo sapete, no? Cioè l'inventore dell'auto, lui fa sì, sì. Bernardi, mannaggia. Quindi lui fa una macchina a 4 ruote, giusto? Che c'è nel museo qui, che non sono andata a vederla. E Giovanni Agnelli va a vedere questa macchina, quindi dice, oh, anche noi italiani abbiamo inventato sta macchina, produciamo anche noi, produciamo anche noi le macchine. E quindi l'Italia ce la fa a agganciare questa ondata della motorizzazione dell'Europa, grazie a appunto Bernardi e grazie a Giovanni Agnelli, del sostegno del governo Giolitti, che gli dà un'onorificenza, una medaglia di merito di lavoro a Giovanni Agnelli già nel 1907, quindi Giolitti subito
Vedi, l'Italia era in ritardo rispetto agli altri paesi europei, non soltanto nella unificazione, ma anche a livello industriale. Voi sapete che l'Italia quando è stato fatto l'unità d'Italia, il tasso di ehm, c'erano poche persone che leggevano e scrivevano, si sapeva questo, non dico niente di sgradevole, c'era un grande problema del paese, era un paese agricolo banalmente, e lì la Fiat riesce a velocizzare perché gli fu concesso quasi tutto, nel senso che ha fatto noi pensiamo alle macchine, ma la Fiat all'origine faceva motori per le grandi navi, anche le ferrovie, poi dal 1917 in poi aerei, e che altro, non so, e le armi che era senatore Agnelli, Giovanni Agnelli che testava personalmente i fucili per la fornitura militare durante la prima guerra mondiale. Quindi questa azienda riesce a chiudere il gap non da solo, c'era a Genova e cioè c'erano altre, all'inizio era però dopo la fine della seconda guerra mondiale già la Fiat è tipo la terza industria dell'Italia. E però il prezzo che poi a un certo, cioè, crea un monopolio di fatto nell'auto e negli altri rami di trasporto. E qui e vediamo i risultati tuttora oggi. Quindi volevo anche cercare di raccontare questo pezzo della storia e dell'economia del paese. E lo racconti da americana. Sì, Ehm, Abbiam parlato appunto dell'avvocato, eccetera, che di fatto era, come dire, il vero ambasciatore, no, dei rapporti tra gli Stati Uniti, anche con gli Stati Uniti, anche perché cioè, gli ambasciatori durano poco, lui per decenni andava avanti e indietro con Washington e con New York, eccetera. Ehm, le ricerche le hai rivolte anche in archivi, Dipartimento di Stato, le agenzie di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi com'è, insomma, quel mondo in generale visto dalla dagli Stati Uniti, o costa est in particolare, e ecco, come hai visto, questo rapporto tra Fiat Italia e oltreoceano, che giudizio dai? ma è un argomento interessante, si potrebbe parlare per ore e ore che non faremo, vi prometto. Ma non so, seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre, ehm il Nord Italia, come sapete, è sotto occupazione, e la Fiat subito, il vecchio Agnelli con Valletta dice, convoca dei manager, dei familiari, dici: "Voi andate al sud e agganciatevi con i alleati a Roma, eccoti un po' di vai", cioè gli dava milioni, vai, undercover. E altri diceva: "Tu vai in Svizzera, parla con Alan Dulles", che era un agente segreto, era capo del nostro intelligence in Europa, a Berna, in Svizzera. Altri, quindi la famiglia subito cerca di agganciare gli alleati, perché l'Italia abbiamo capito che cioè, si capiva che Germania perdeva la guerra, a Torino era chiaro. E quindi questo è un primo esempio. Quindi quando arrivano le missioni militari e segreti quelle che venivano dietro le linee dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, agenti segreti, chi andavano a parlare, mettevano in contatto con i partigiani, ma anche con gli uomini di Valletta, dei manager Fiat. E Fiat spiegava: "Qui la situazione è così", ospitava delle postazioni radio in fabbrica, cioè cose che molto pericolose perché voleva poi vabbè qui non vado per le lunghe, quindi, poi, ehm boom economico, questo si sa, cioè questo si sa che, ehm,
cioè Fiat il boom economico non è dovuto al piano Marshall, ma in parte è dovuto ai finanziamenti alla Fiat di Mediobanca e in parte, dagli investimenti della famiglia Agnelli, cioè non dico che non è stato il piano Marshall. Comunque il piano Marshall individua subito l'azienda Fiat. Valletta va subito dopo la guerra a Washington, anche Gianni nel 46, 24 anni, 24enne, va a Washington, va a New C'era che York, bella vita a subito. Washington, New York. Sì, sì, E poi va c'è va tornato, insomma. va a parlare con i banchieri. Ho trovato una lettera nei archivi della vecchio Comit, che adesso non si chiama così, si chiama come sapete, e dicendo: "Ah, qui è venuto Gianni Agnelli, interessante questo erede, non abbiamo parlato di molto, ma è molto sveglio", cioè è divertente. Quindi, questo è il dopoguerra, il boom economico. Poi non parliamo dell'ingerenza, degli Stati Uniti nelle fabbriche Fiat per dare i finanziamenti, cioè la Fiat era un garante dell'anticomunismo americano, cioè diciamo le cose come stanno, è documentato, non lo sto ho trovato le tracce, cioè ci sono i memorandums sia con la carta intestata Fiat che con quelli del Dipartimento di Stato e quello dell'ambasciatrice di Roma, la Clara Booth Luce, cioè è storia questo, quindi sponda anticomunista, anticomunismo durante la guerra fredda, negli anni 50, in particolare dopo la guerra in Corea, cioè lì gli americani sono partiti proprio e hanno legato le commesse militari all'anticomunismo. Questo l'ho trovato negli archivi, ma questo si sa. E poi andando avanti, Gianni non si sa invece come mai Gianni diventa, se per suo volere o si trova in queste situazioni, ma lui diventa un interlocutore. Prima, diciamo, con questo viaggio negli Stati Uniti, poi negli anni '50 lui comincia ad andare a New York a frequentare i salotti newyorkesi con Marella, che lei è mezza americana, lui è un quarto americano, lui ha una nonna americana, Gianni Agnelli, quindi si ritrova in questo ruolo e comincia a frequentare il salotto di Afdera Franchetti, la baronessa di Venezia, che era sposata con Henry Fonda. Cioè, questo è verità, non si può inventare queste cose, è così. E quindi diventa pian piano, poi conosce Rockefeller. Rockefeller lui ha conosciuto a un Bilderberg meeting e hanno visto insieme il lancio dello Sputnik. Questo racconta Rockefeller che in un'intervista che ha fatto per il precedente libro. A un certo punto poi negli anni '70, già con tutti questi rapporti già molto consolidati, e poi lì succede che per gli americani c'è questo rischio tra virgolette che il Partito Comunista diventa sempre più, cioè diventa, controlla il paese, ecco. L'Italia è sulla cortina di ferro, ha l'Jugoslavia cioè non lo so, gli americani siamo in guerra fredda e quindi erano ossessionati da questo tema e si rivolgono spesso a Gianni per chiedere consigli, e lui li rassicura sempre, gli interlocutori americani, tipo: "No, non succederà niente". E questo è interessante, cioè in un'Italia difficile, gli anni '70, per noi stranieri, è difficile interpretare gli eventi, con l'inflazione, il conflitto sindacale, la politica, è molto difficile, i governi che cambiavano. Però allo stesso tempo, uhm, la Fiat aveva aperto a Togliattigrad, quindi probabilmente questo ruolo che aveva l'avvocato, uhm, di garante fondamentalmente, gli consentiva anche di fare delle cose che magari altre persone, Sì, la sì. Libia dell'asse del Ah, male, è sì. entrata nel capitale. No, lui riusciva. È interessante, e parlo poco della Togliattigrad,
ma, ho trovato tracce che durante l'amministrazione Kennedy, dopo la baia dei porci, cioè Kennedy comincia a capire: "Beh, vogliamo la guerra nucleare? No, bisogna fare un po' di détente". Ehm, e lì guarda a la Fiat con la fabbrica in al capisce che bisogna "aiutare" tra virgolette l'Unione di creare un po' di prosperità. Perché cooperavano anche Stati Uniti e Unione Sovietica. Era co-opetition diciamo, no, cioè una Sì. cooperazione concorrenziale. Quindi Kennedy Ehm, vedeva con favore questa iniziativa che comunque era già in piedi, ma se uno guarda adesso, anche in internet sugli archivi CIA ci sono report così alti su Togliattigrad. Gli americani erano molto interessati a capire questa fabbrica, se era un rischio, se era una minaccia. Poi apro una parentesi che è molto carina, che tutti non lo sanno, io non lo sapevo, ma i 5 modelli di auto più venduti nel mondo. È ovvio che c'è la Model T, c'è la Volkswagen Beetle, c'è la Toyota e il quinto è una Fiat che è il 126, che è quella che è stato licensed in Russia e quindi tutta la parte ex o Eastern Bloc, America del Sud, in India, cioè è dappertutto. Cioè l'Italia nella classifica dell'auto è al quinto posto per via di questa famiglia, di questa città di Torino, cioè è una cosa incredibile, incredibile. E quindi dopo gli anni per tornare al punto di prima, dopo gli anni '70 il ruolo della Fiat e di Gianni diventa meno importante perché, non so, cambia tutto il clima, politica e poi negli anni '90 la Fiat arranca, comincia a arrancare. e adesso secondo te come la vedono? Questa è una buona domanda. Dici il governo No, americano? Stati Uniti come vedono il mondo Fiat, la famiglia in generale, che chiaramente non è più radicata, no, non è No. più una proxy diresti tu No, no, dell'Italia, no, quindi no. E adesso Gianni e Marella, la famiglia viene ricordata negli Stati Uniti come sulle pagine di riviste patinate in quanto per il high society, per il jet set, amicizie con i Kennedy. Infatti si dice sempre gli Agnelli sono Italy's Kennedy, che è ridicolo perché gli Agnelli sono molto più ricco e molto più potenti dei Kennedy, cioè, se posso dire. Quindi adesso la famiglia perché la Fiat non si John chiama come viene visto ad esempio, il John leader viene attuale? visto è molto conosciuto nell'ambito high tech, perché lui va ai vari convegni Sun Valley, è conosciuto ha un rapporto con Elon Musk, per esempio, si parlano, si sentono. Però John ha scelto il low profile. Quindi se tu chiedi non a Detroit, ma alla casalinga di Voghera, a Peoria, che no dicevamo prima, Peoria, Illinois, chi è John Elkann? I don't know. Quindi perché non si chiama Agnelli e l'azienda non si chiama più Fiat, ma la Fiat non si chiama Agnelli Motors come la Ford Motor, quindi non c'è più, questo legame America, Agnelli, Italia, non c'è più bisogno e quindi forse questo è un bene. È un imprenditore come tanti, c'è Sì, un'azienda molto grande come tanti, è in conosciuto sostanza. per la Ferrari. Cer Sì, che tra l'altro adesso nel portafoglio Exor, che è la holding diciamo, vale molto di più Ferrari sì, che Stellantis. È sì, è stata una delle grandi conosciuto per cose la di Ferrari, forse per la Juventus, ecco, e non tanto per Stellantis. Che ovviamente ha la Chrysler, Jeep, ha dei marchi importanti ancora. Però, adesso è l'industria dell'automobile che, non attira più quell'attenzione perché va bene, cioè nel 2008 è un'industria strategica che è stata, salvato insieme alle banche e assicurazioni.
durante la crisi finanziaria, ma si è riassestata e non c'è più un tema automotive negli Stati Uniti, si parla anche come qui, soltanto nella, ottica della riconversione energetica, all'elettrico, ecco, ma se ne parla molto poco anche. Insomma John non è più l'ambasciatore che era il nonno in sostanza. Son cambiati i tempi, non c'è più probabilmente neanche bisogno di quella, A lui non funzione. interessa, lui porta questo Non c'è interesse. non interessa, per lui parlano i risultati della Stellantis che sono ottimi, i risultati finanziari, ehm, e non ama, non so, come il nonno voleva apparire, perché faceva parte del sistema di potere di Gianni, questo apparire. E John evidentemente, forse anche per indole, però non ha bisogno di far diventare sue immagini su tutti i giornali ogni giorno, ogni domenica come l'avvocato, proprio non è suo, credo che non gli pia preferisce di no, ecco. E anche tra l'altro, uhm, alla sfida adesso nel senso, la famiglia e ogni ramo ha una sua quota, no, più o meno grande, è molto più complessa di una volta, perché le generazioni sono andate avanti chiaramente, e tanti rampolli non son legati, no, forse, neanche Sì, parlano italiano, tanti non tifa Juventus sì, e quindi devi dargli soldi e questi qua devi garantirgli un ritorno, il famoso assegno mensile di cui si parlava prima. sì, Ehm, e quindi l'idea di dire: "Faccio anche un po' politica, mi occupo di cose strategiche, rapporti Stati Uniti, eccetera", probabilmente è fuori dall'orizzonte, non è funzionale a sì. quello che è chiamato a fare adesso in questa fase. No, esatto. Cioè John mi ha detto che, perché l'ho intervistato per il libro, ha molto Il libro è chiaro. autorizzato, Sì, è un spieghiamo. libro non commissionato, ma autorizzato, perché però ho trovato io prima l'editore, la casa editrice, che, non non come posso dire, ogni generazione in una dinastia deve ricominciare, lui dice: "Devi essere tu l'imprenditore come il fondatore di nuovo", e per lui vuol dire, secondo me, che non poteva lui essere obbligato dalla tradizione di famiglia. Il nonno Gianni non voleva vendere la Fiat, cioè doveva farla, la Fiat stava fallendo, non ce la faceva. Forse aveva fatto un promesso al nonno, al fondatore, questo non si sa, è possibile, di alcune cose che lui ha detto: "Ho trovato nei archivi di Mediobanca", ha fatto un paio di osservazioni: "Io, non vendo", cioè ha già negli anni '50, perché doveva vendere negli anni *50*, ha detto: "No". Quindi John, secondo me vuol dire che con Stellantis ha accettato una diluzione, e una visione più finanziaria del business, perché per questa fase, necessitava proprio fare così, perché l'azienda doveva crescere. Questo è il problema dell'azienda a controllo familiare in Italia, lo sappiamo tutti. Se tu cedi il controllo, cresci, ma non hai più il controllo, banalmente. E lui Poi ha e lui ha cercato. ricominciato da 0 di fatto, John, nel senso che era a 0 il valore della Fiat quando l'ha presa, Sì, quindi, anzi era negativo, sì. cioè quindi No, la cosa questa mentalità ce l'ha di aver sì, ricominciato dalle ceneri. sì, sì, no, infatti prima parlavo di Marchione, la Fiat, eccetera. Quello che quando, mi sono affacciata a questo argomento nel 2002, quello che mi ha colpito di John è questo splendido nonno ha lasciato in eredità a lui un'azienda decotta. Tipo: "Ah, grazie nonno", cioè cioè è terribile. Prima, okay, ovviamente c'era lo zio Umberto per 1 anno, poi lui poverino è mancato, e quindi John aveva 26 anni, non so, più o meno l'età di Gianni. Cioè poi è strano come si ripetono alcune cose. Il fondatore, Giovanni, muore nel '45 con l'azienda in mano ai commissari della CNL.
quindi non è più suo e lui su lui incombe la epurazione. Quindi muore dicendo: "Oddio, questa azienda che cosa fa? Che cosa lascio ai miei". Idem Gianni quando muore, lui non sa se l'azienda andrà a General Motors, alle banche, può solo sperare. Cioè è strano, ci sono dei, momenti, ricorrenti, ma in tutto questo, John dice sì, ogni lui dice: "Anche i miei figli si devono comportare da imprenditori di nuovo, come ripartendo da 0". Se qualcuno ha delle domande magari? Ah, dicembre. Dunque, Piano, si è ah, staccato una lettera. sì. Beh, è difficile, non voglio entrare nei tecnicismi, ma è chiave la cassaforte, è stato creato nell'80, metà anni '80, perché Gianni voleva blindare il contro, prima lui era con tutti gli altri familiari, però lui ha la quota più grande, il suo nonno aveva 12 nipoti e ha lasciato a Gianni la quota doppia, okay. E sì. Sì, l'avvocato, sì, dell'avvocato. Ma nasce perché ma la cosa brutta da dire è che i giornali nell'epoca non hanno detto, lasciamo a parte il discorso se è giusto o non giusto, questo sistema di scatole cinesi. Sì, e la comandita, e poi da dicembre è stato creato per tenere fuori Edoardo. Cioè Edoardo doveva, il figlio che poi è morto suicida, ha cominciato a drogarsi negli anni '70 a Princeton e praticamente non è mai più smesso. E Gianni voleva, perché ha chiesto di Romiti e gli altri di venire nella dicembre? Per avere un voto, per controbilanciare il figlio. Cioè è una cosa un po', e questo me l'hanno detto dei familiari, non in questo modo brutale come l'ho detto io adesso, ma comunque sì, questo scatoletta, il holding è in capo alla famiglia di Gianni, non la comandita di tutti i soci, permette alla famiglia di controllare tutto questo impero, Ferrari, CNH, con, poco capitale, e questo è il sistema, è la famosa imprenditori senza cioè l'Italia è un paese povero di capitali, di mercati finanziari, e lo è tuttora a livello di borsa, di risparmio, sappiamo che è uno dei paesi più ricchi del mondo. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Esatto, cioè questo è il prezzo che ha pagato il paese, e perché la Fiat era, cioè molti altri paesi hanno più produttori dell'auto, oppure niente, cioè la Spagna non ha un suo cioè ha delle fabbriche di auto, anche l'Inghilterra, ma non c'è più un produttore nazionale. Quindi la crisi è meno sentito perché hai più sponde, cioè se non produce la SEAT produce un altro, non so, in Inghilterra c'è la Land Rover o la Jaguar o altre, il GM, Opel, eccetera. Qui, non c'è. Ma questo non voglio giustificare, la famiglia in questo senso, ma adesso c'è un tavolo, con la avete notato che, neanche la vettura cinese, che è the joint venture Stellantis con, Leap Motor, neanche quello si produce in Italia, si produrrà in Polonia.
Ma, è auspicabile una situazione che l'operaio italiano guadagna come l'operaio in Polonia, Serbia o Marocco? No. Quindi, non lo so, cioè, è un bel problema, c'è un tavolo del governo, si auspica una soluzione, qualche soluzione, ma, l'Italia affronta la deindustrializzazione dell'auto da una posizione molto debole, perché ha solo un'azienda che fa la controparte. Quindi è un problema, è un bel problema. È anche l'Italia che deve rendersi competitiva, cioè non è solo, l'azienda. L'azienda a un certo punto dice: noi stiamo morendo qui, quindi dobbiamo fare certe scelte, ehm, e rischiamo di fare queste scelte, però anche il paese deve un po', seguirci e sono fasi molto difficili, Sono cioè fasi molto difficili. dolorose, cioè non c'è il Quando è successo negli Stati Uniti nel 2008, le 3 produttori, non Ford, perché c'era la famiglia che ha chiesto un mega finanziamento, la famiglia, ma gli altri 2, General Motors e Chrysler, sono state hanno dichiarato il fallimento e quindi questo sì che dà un bel è facile trattare con un sindacato se gli dici che: "Mi dispiace, l'azienda è fallita." E, sia la forza di lavoro di General Motors, di Chrysler hanno subito un taglio di stipendio e non potevano dire niente, con la promessa che quando ci sarà stata la ripresa, avrebbero guadagnato di più. e son diventati soci. E sono di Sindacato americano, bravo. diventato socio, Quindi quindi ha condiviso le sorti. sì, Anche lì si è chiama difficile, no, c'è un shared operaio sacrifice, sì, abituato a prendere uno stipendio, non a essere azionista, se no in piccola parte, devi sì. fare queste scelte qui purtroppo. Questo è una formula, non so, in Italia non è mai stato sperimentato. Mh? Sì, sì, sì. E i creditori, della Chrysler, creditori privati, sono rimasti con niente in mano, sollecitando una polemica nella non tanto tra il pubblico, ma nell'ambito finanziario, sulla stampa finanziaria, perché c'è una gerarchia dei creditori. È molto insolito che si dice alle banche: "Ah, sorry, you get cioè non succede quasi mai. Quindi il sindacato ha visto, le banche non hanno avuto niente. Noi sindacato siamo rimasti con il fondo pensione in mano di un 40% della Chrysler, un'azienda defunta. E quindi poi risuscitato con azionisti, gli operai, il fondo pensione, con dei sovvenzioni dello Stato che erano comunque prestiti che sono stati ripagati dalla Fiat e dalla Chrysler, nel 2010. Quindi è un modello di salvataggio che in Italia non si è non so se non è possibile, non è mai stato non è mai stato praticato, non so. Sì, sono d'accordo. Era così, cioè, quindi non contributi statali, ma, prestiti statali che poi a un certo punto son stati restituiti. Cioè come se fosse stata una banca e che a quel momento le banche più di tanto non quindi devi intervenire tu come Stato, però sempre come lender, no, cioè come prestatore di Sì, sindacati che fanno gli azionisti. Questo è stato possibile negli Stati Uniti, ma ripeto, è abbastanza darwiniana la cosa. Noi non siamo abituati sì, al darwinismo. di vantaggio è stato sperimentato per prima negli Stati Uniti per le aziende della siderurgia, a Bethlehem Steel se non erro, e dà un grosso incentivo alla forza lavoro, ovvio, no, però, se non hai buoni manager non vai da nessuna parte e questo è. Devi trovare chi, cioè puoi sacrificare quanto vuoi, cioè shared sacrifice, le banche, i contribuenti americani, però se non riesci a raddrizzare, nessuno poi ha il beneficio dopo. Sì, però esatto, questa idea di un'azienda che rappresenta l'Italia, come rappresentava la Fiat l'Italia una volta, non c'è proprio più.
È non interessante perché anche lì nel 2008 la Fiat ha preso la Chrysler, che rappresentava l'Italia poi anche, e non c'è più come azienda. Adesso l'Italia è visto, io vengo da adesso in vacanze a Venezia, vivo a Milano, è pieno di americani, cioè gli americani, gli stranieri amano venire in Italia per l'arte, lo stile di vita, per la moda, per mille motivi. Quindi si parla di questo adesso, non più di Fiat o Marchione o l'industria italiana. Senti, tornando invece al personale, delle persone che hai intervistato, chi ti ha colpito di più, così sul piano proprio personale, perché insomma cos'ha di particolare? Ma non lo so, questo è ma per l'altro libro, Gianluigi Gabetti, che era, il consigliere dell'avvocato, un uomo della finanza. Lui è un vecchio piemontese, che veniva dall'Olivetti, della borghesia piemontese, una persona straordinaria che è stato a fianco a John, nelle fasi difficili, ha intervenuto più volte quando l'amministratore delegato Morchio voleva, diciamo, prendere controllo della Fiat nel 2005, quando il giorno dopo la morte di Umberto, cioè una cosa un po' azzardata. Lui mi ha colpito molto, ma ovviamente John Elkann stesso, Sergio Marchione, un uomo spiritoso, intelligente, cioè proprio, Maria Sole, le 2 C'è lui sorelle l'accordo coi cristiane. sindacati tra l'altro, Sì, quelli sì, sì. E lui è un negoziatore formidabile, Marchione, è uno che, sa, calcolare il rischio. Ha trovato comunque dall'altra parte un sindacato pronto a trattare, per i motivi che ho appena detto, perché non c'era scelta. Maria Ehm Sole dice sì, Maria Sole ma per la sua anzianità, perché per, il suo spirito piemontese, anche lei ha il dono della battuta come Johnny, no? Sono persone molto schiette, molto di quella generazione lì, molto con i piedi per terra, ironica. ehm, è stato, avrei voluto intervistarlo più volte. e dei giovani invece? I giovani, ma mi ha colpito Ginevra, lei siede in, consiglio, di Exor in CDA, quindi, no, di altri giovani ho conosciuto pochi. Alessandro Nasi, non lui, lavora in CNH, però no, gli altri giovani no. No, Nasi che sarebbe il ramo sì, l'altro l'altro diciamo ramo. rispetto ai Sì, figli di Edoardo, chiaramente. sì, sì. Che però insomma son molto rilevanti anche quelli mi pare ci siano. Sì, sì, sì. Sì, è una famiglia unita, tranne per questa, Margherita Agnelli che non parla più con la stampa, però il resto della famiglia è molto unita. Okay, se non c'è qualche altra Qualche domanda altra forse, domanda? uhm, possiamo chiudere? Okay, grazie, Grazie, grazie grazie ancora. mille.